il Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì sera dalle 21 su Serenissima TV. Buonasera amici e amiche telespettatrici ad un'altra puntata, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete, appuntamento fisso il mercoledì su Canale 15. Insieme Idee e Persone vuole raccontare che cosa sta succedendo a livello di notizie, a livello politico, a livello sociale. Ovviamente è un periodo molto particolare, gli argomenti possono apparentemente sembrare sempre gli stessi, ma ogni giorno si presentano sfaccettature nuove, valutazioni nuove che ci impongono ulteriori riflessioni, ulteriori approfondimenti. Noi siamo qui per questo. Come sapete potete seguirci non solo qui in diretta dagli studi di Canale Italia, quindi Canale 15, ma anche la regia lancia il nostro tutorial. Andate sulla pagina Insieme Idee Persone TV, che è il nostro contenitore dove vengono convogliate tutte le nostre iniziative editoriali. Basta andare avanti con lo scroll, schiacciare sul pulsante guarda la diretta e avrete la possibilità di guardare esattamente quello che succede qui in studio. Se non avete Facebook c'è la possibilità di guardare anche YouTube. E come mi piace dire, Canale 15, il Veneto, le province vicine al Veneto, tutto il resto del mondo, Facebook e YouTube, che abbiamo anche delle persone che ci seguono da Londra, da Boston, e li saluto, e da Melbourne. Benissimo. Ecco, gli argomenti, io ho messo oggi nella bacheca della presentazione quello che ridefinisco uno scandalo, cioè un'iniziativa presa dai nostri governanti, da questo governo dove ci sono tutte le forze politiche a parte un partito. Esattamente a dicembre, vi ricordate, hanno detto dal giorno di San Valentino, quindi dal 14 di febbraio, quindi dopo 2 mesi, tutte le persone over 50 che non saranno vaccinate avranno persino una multa e non potranno più lavorare, senza guardare i dati della pandemia. Questi ed altri argomenti, oltre naturalmente ad aspetti legati alla costituzionalità di certi provvedimenti, all'economia che sembra soffrire anche in virtù delle speculazioni che derivano dalla crisi, qualcuno dice fortemente voluta dalle forze speculative del gas, quindi gas e materie prime, chi ne ha più ne metta. Questi ed altri argomenti li affrontiamo con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo qui con noi l'avvocato Claudio Daminato, opinionista. Benvenuto. Angelo Alessandri, che è ex presidente federale Lega Nord. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Roberto Dalpan, coordinatore di Belluno per il Partito dei Veneti. Buonasera direttore, buonasera a tutti. E l'avvocato Riccardo Casarin, opinionista. Buonasera. Bene, benvenuti a tutti. Non mi resta che dire sigla e partiamo immediatamente. C'è un po' la macchinazione, non c'è una politica spazio. Bene, eccoci di nuovo qui in diretta, sono le 21.04, spero anche i vostri orologi. Ricordiamo anche che, ecco qua, la regia, ormai andiamo a memoria, grazie alla regia, a Marchetto, a Giulio e tutto il team, 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Come sapete, la telefonata non deve essere per forza la domanda del secolo. A me interessa anche una valutazione, una considerazione, magari tutta la settimana avete pensato, mi piacerebbe capire di più su un argomento, ma come mai questa cosa, magari vi confrontate al bar con gli amici, non sapete risolverla, ecco, avete la possibilità qui di valutarla e condividerla con i nostri ospiti. Quindi non solo domande, ma anche riflessioni. Vi chiedo di essere possibilmente il più sintetici possibile. Quindi 049 63 11 11 e direi che potete già partire con le telefonate. Roberto Dalpan,
Belluno, in che modo, diciamo, come dire, la montagna, quindi anche la parte, ecco, stanno già arrivando le prime telefonate, sta affrontando anche a livello psicologico questo obbligo vaccinale per gli over 50, perché ricordiamoci che, e ci tengo a dirlo, che se non sei vaccinato perdi il lavoro, quindi anche in smart working devi essere vaccinato, quindi siamo al paradosso della burocrazia. Dal PAN. Sì, direttore, l'osservazione è giustissima e quella è stata quella che ha fatto poco fa. Questo obbligo al 15 di febbraio è stato introdotto ormai 2 mesi fa, quindi 2 mesi fa circa. Questi signori che ci governano hanno deciso che ieri sarebbe entrata in vigore questa norma estremamente punitiva, con un impatto estremamente potente e pesante sulla vita degli ultra cinquantenni, senza tenere in alcun conto la possibile evoluzione dello stato pandemico, se così vogliamo chiamarlo. Prova ne sia che è notizia di oggi, proprio nei 2 ospedali della mia provincia, Feltre e Belluno, ad oggi non ci sono ricoverati in terapia intensiva per ragioni legate alla presunta pandemia da Covid. Questo significa che queste decisioni così gravi, così impattanti, così dolorose per le persone che si trovano ad esserne coinvolte, sono state prese sostanzialmente per partito preso, verrebbe da dire, per pura sperimentazione, sembra quasi, senza considerare il profondissimo, dolorosissimo, devastante impatto che la sospensione dal lavoro può avere su una persona che abbia famiglia, su una persona che abbia carichi comunque di responsabilità nei confronti di genitori piuttosto che figli, ma anche sulla persona che sia pur libera da altri impegni, ma che abbia semplicemente la voglia di andare a lavorare, che da noi, pur grazie a Dio, non manca, insomma. Ecco, il problema grossissimo è, noi sappiamo, gli altri ospiti sono assolutamente in grado di insegnare a me, però sappiamo che l'obbligo vaccinale è una misura che è pur sempre prevista nell'ordinamento italiano, il trattamento sanitario obbligatorio è previsto pur a determinate condizioni e con determinate garanzie. In questo caso però mi pare che l'obbligo vaccinale sia stato preso non tanto per ragioni di salute e sicurezza pubblica, quanto purtroppo per una ragione non meglio precisata, forse semplicemente per dimostrare chi ha una prova di forza, il coltello dalla parte del una prova di forza, dice la PAN. Proviamo a vedere, telefonata da casa, vediamo se il nostro telespettatore è d'accordo su questa valutazione. Buonasera, chi parla? Buonasera direttore, sono d'accordo, sono Sebastiano da Abano. Sebastiano da Abano, ciao, buonasera, dimmi tutto. D'accordo, buonasera. Mi dica una cosa, ora io ho sentito che molti lavoratori stanno facendo causa perché vogliono anche essere pagati, perché naturalmente non vogliono fare vaccino. E i giudici stanno dando ragione. Quello che mi domando io è, se qualcuno fa causa e il giudice dà ragione che mi devono integrare di nuovo nel mio posto di lavoro, tutti i mesi che non abbiamo lavorato, chi pagherà i danni? Chi li pagherà? Li pagherà il datore di lavoro o lo Stato? Chi li pagherà? Poi un'altra cosa, dimmi. Per quanto riguarda anche le bollette. Io da bambino dormivo con la luce accesa perché avevo paura. Ora direttamente ho paura di accendere la luce perché mi arrivano le bollette. E il governo che cosa fa? Ti mette le rate, li puoi pagare in 10 rate. Io le rate prima li compravo per comprare i mobili, non per pagare le bollette. E questo ha dato tutto l'aiuto. Siamo alla rovina. Ormai il paese è andato in fallimento. Bene, grazie. Mi scusi direttore, grazie. No, ci mancherebbe, grazie. L'osservazione diciamo corretta, visto che abbiamo 2 avvocati, chiediamo un parere. Avvocato Casarin, è interessante l'argomento, quindi dopo 5-6 mesi si viene integrati, però chi è che deve pagare
lo stipendio, c'è la possibilità di recuperare, perché molte persone stanno facendo causa, perché ormai è chiaro che si è creato un filone. Sì, beh, guardi, in maniera proprio veramente spot, perché sono problematiche veramente complesse e non vorrei peccare di semplicismo, però non voglio neanche eludere la domanda. Beh, i giudici non sono soggetti alla legge, quindi giusto o sbagliata che sia, c'è una legge, il tribunale applica la legge, non è che abbia discrezionalità. L'unica cosa che può fare un magistrato, secondo l'ordinamento italiano, ove ravvisi che la normativa sia contraria alla Costituzione, può sollevare un'eccezione di costituzionalità e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Questo può fare perché nel nostro ordinamento non è, ad esempio come in Germania, senza andare tanto distante, che un singolo cittadino può dire alla Corte Costituzionale per sindacare se la legge e gli atti aventi forza di legge sono conformi alla Costituzione. In Italia questo non è ammesso per una scelta dei nostri padri costituenti, che giusto o sbagliata così è. Quindi fino a quando non c'è la Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale un atto normativo, in questo caso una legge o un decreto legge, è la stessa cosa, il giudice è tenuto ad applicarla. Quindi adesso probabilmente la domanda si riferiva a vecchi contenziosi e comunque ormai vediamo che la prassi giurisprudenziale, tranne qualche caso isolato, è quella comunque di respingerli. Quello che dirà la Corte Costituzionale vedremo nel caso in cui qualche magistrato ritenga di coinvolgerla, però ricordo che c'è un indirizzo ormai abbastanza consolidato della Corte Costituzionale, addirittura antecedente alla pandemia, parliamo di sentenze 2018-2017, ancora quando la professoressa Cartabia, attuale guardasigilli, era prima giudice, poi presidente della Corte Costituzionale, che ha detto espressamente, con riferimento ad altre vaccinazioni, che l'obbligo vaccinale è assolutamente legittimo, perché è vero che esiste il principio della libertà, dell'autodeterminazione, però questo va contemperato con altri valori costituzionali, quindi in certe situazioni il diritto all'autodeterminazione deve cedere il passo ad altri valori costituzionali. Questo ve lo dico come informazione, non sto dando una mia opinione, visto che mi è stata chiesta una domanda tecnica, poi dopo il collega se vuole intervenire. Poi le chiederemo cosa ne pensa. Spero di aver risposto in maniera puntuale. Ineccepibile, poi le chiederò il parere. Adesso vediamo un'altra telefonata, poi sentiamo Daminato. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, chi parla? Salve, sono Monica di Padova. Sì, prego. No, volevo dire una cosa, che praticamente allora c'è l'obbligo, a parte che non c'è l'obbligo, e lo sa benissimo, Casarin lo sa benissimo che non può obbligare nessuno, perché è proprio una cosa costituzionale, che prima si pensa alla propria salute e poi a quella di tutti, è proprio una cosa costituzionale. Comunque volevo dire una cosa, allora io ho il Green Pass da guarita. Ho detto, perché io non mi vaccinerò mai, a costo di cambiare paese, perché me ne vado all'estero, ma non cedo. Comunque, allora, felice di avere questo Green Pass, dico così, finalmente riesco a trovare lavoro. Ma il lavoro non c'è, ragazzi, non c'è. Dove andiamo a parare questa storia della vaccinazione? Vaccinati che così puoi lavorare. No, non c'è il lavoro, ragazzi, non c'è. Che poi farla cadere proprio ai 50 anni, che lo sanno benissimo che a 50 anni sei fuori dai giochi, il lavoro non lo trovi. Quindi questa cosa di imporre il vaccino perché così ti do l'ultima opportunità di tenerti un lavoro e di non cercarne altri perché comunque non li trovi, è stata veramente una cosa anticostituzionale, disumana perché non è possibile arrivare a questi livelli. Grazie. Non è possibile. Grazie Monica, abbiamo inteso perfettamente il suo parere. Vediamo un'altra telefonata, poi voglio sentire il parere di Angelo. Pronto, chi parla? Sì, buonasera. Sì, chi parla? Sono Claudio, buonasera. Sì, prego Claudio, abbassi il volume del suo televisore così la sentiamo meglio. Prego. Buonasera, concordo con quello che ha appena segnalato la signora che ha chiamato poco fa sul fatto della priorità rispetto al fatto che la Costituzione
tutela in primo luogo la salute del singolo e successivamente quella del collettivo, perché se non c'è quella del singolo non ci può essere quella del collettivo. In secondo luogo, cosa dire di questa abominio che è stato fatto nei confronti dei cinquantenni? È una cosa scandalosa che non ha precedenti a livelli internazionali della storia, è una cosa vergognosa della quale tutto il paese si dovrebbe vergognare. Invece viene fatta una discriminazione semplicemente per un motivo politico nei confronti di coloro che non hanno voluto obbedire a un ricatto di santo mafioso e non si sono voluti sottoporre a questo tipo di imposizione. Quindi il Green Pass è semplicemente, il Super Green Pass o come lo chiamano, è semplicemente un ricatto nei confronti di coloro che non hanno voluto abbassare la testa e non si sono voluti sottoporre a questa cosa, perché dal punto di vista medico non ha nessun senso, proprio per il fatto che sappiamo benissimo chi ha anche il vaccino, prima, seconda e terza dose, può ammalarsi, può contagiare gli altri, di conseguenza non c'è nessun tipo di controllo di tipo sanitario. Infine, l'ultima cosa che volevo dire è una cosa che mi riguarda personalmente. Io lavoro presso un'azienda nella quale sono stato costretto a lavorare in smart working per non essere sospeso. L'azienda è arrivata adesso a chiedermi di fare la visita medica obbligatoria, quella ogni 2 anni che viene fatta, e a recarmi presso l'azienda per fare questo tipo di visita. Io domando agli avvocati se questa cosa può essere fatta e se io posso oppormi, e visto che vuole visitarmi l'azienda, io sto bene, vogliono visitarmi ma non posso accedere perché non ho questo tipo di certificato. Allora il medico può venire fuori e visitarmi in mezzo alla piazza dell'azienda, nel cortile. Grazie Claudio. Da dove chiama, così per sapere dove? Da Verona. Da Verona, benissimo, grazie Claudio. Allora, prima sentiamo l'avvocato Daminato, poi Angelo volevo sentire il tuo parere, perché qua ormai mi sembra che la politica è andata un po' in cortocircuito, ma comunque ne parleremo. Avvocato Daminato, quindi vediamo gli aspetti costituzionali. Già l'avvocato Casarini ci ha detto qualcosa, i cinquantenni discriminati, la signora vediamo, mi ricordo, ma ecco, Monica ha detto anche una cosa un po' forte, anzi parecchio forte. Si sa che i cinquantenni non è che hanno 500.000 possibilità, perché siamo nella vita della fine lavorativa e sono tanti giovani che hanno voglia di lavorare, quindi imprenditori che dicono ma risparmio i contributi se si assume un giovane, invece lo Stato anzi li ha messi non poco in difficoltà. Avvocato. Allora, innanzitutto mi ricollego al discorso del collega Casarin. Diciamo che adesso un po' si sente un piccolo vento di cambiamento, nel senso che l'altro giorno, il 14 febbraio, il Tribunale Militare di Napoli si è espresso e dà sospeso la sospensione dal servizio da parte dei militari che hanno fatto ricorso e anche la sospensione dalla retribuzione. Quindi di fatto questi vengono rimessi nel contesto lavorativo. E questo qua secondo me è un segnale molto importante, perché vuol dire che chi ha una sensibilità giuridica capisce che qualcosa non va. Innanzitutto dobbiamo precisare una cosa, perché ultimamente per televisione sentiamo sempre che lo dice la scienza, la medicina e Mi fido della scienza, no? Esatto, ho fede nella scienza, ma ci dimentichiamo una cosa, che alla base della civiltà occidentale non c'è la scienza, c'è il diritto. E noi italiani, che veniamo dal cosiddetto diritto romano e siamo in un certo qual senso la culla del diritto a livello europeo, di questo non dobbiamo dimenticarci, dell'importanza del diritto, perché la scienza, come tutti noi sappiamo, procede per tentativi e anche per errori. Di conseguenza, tenuto conto questa cosa, per carità, tutto il rispetto agli scienziati, niente da dire, però dobbiamo tenere ben chiare e distinte le cose. La base della civiltà è il diritto e il rispetto delle regole. Noi abbiamo la Costituzione italiana, che è molto chiara, nel stabilire innanzitutto all'articolo 3 che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Bene, c'è una particolarità che a me sta molto a cuore,
che nel secondo comma dell'articolo 3, quando c'è scritto che è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di garantire la libertà e l'eguaglianza del cittadino e l'effettiva partecipazione del lavoratore all'effettiva organizzazione economica e sociale del Paese. Di conseguenza è evidente che introdurre il cosiddetto Green Pass per poter andare a lavorare, io non vedo questa funzione della Repubblica che rimuove un ostacolo al lavoro, anzi, a mio modesto avviso, vedo una creazione di un ostacolo per poter andare a lavorare, che poi questo si tramuta da un punto di vista economico in un'altra circostanza molto grave, soprattutto in questo periodo, dove per tutti gli esercenti si vede l'aumento delle spese date dalle bollette. Questi poveri esercenti vedono dover, in un certo qual senso, impedire l'entrata nei propri esercizi a quelle persone che avrebbero voglia di spendere, acquistare e far girare il mercato, ma che non possono entrare nella loro attività perché non hanno il Green Pass. Questo potrebbe starvi bene nel momento in cui il Green Pass avesse veramente quella funzione certificativa che il soggetto possessore di Green Pass è sano. Ahimè, abbiamo visto, ed è noto sotto gli occhi di tutti, che pur avendo il Green Pass, uno può essere positivo e quindi contagioso. Quindi questo strumento, dal punto di vista di certificare che il soggetto è sano in quell'esatto momento, è venuto meno e si sta trasformando in una sorta di boomerang per le attività economiche, proprio in un momento di crisi che le attività economiche avrebbero bisogno che ci fosse questo aumento di consumi. Allora, secondo me, bisognerebbe fare un'ottima osservazione e considerare l'effettività e l'efficacia di questo strumento. Benissimo, benissimo. Sentiamo una telefonata da casa. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, buonasera, sono Emanuele da Milano. Sì, prego. Volevo dire a tutte le persone che hanno parlato prima e che sono Novax e che si vantano di alzare la testa di fronte alla dittatura sanitaria o a tutte le imposizioni del governo, se alzare la testa, insomma, o fare tutte queste dichiarazioni di opposizione riescono a farlo, hanno il coraggio di farlo anche davanti a tutti i morti di Covid, a tutte le bare di Bergamo e a tutte le persone che hanno sofferto per questa pandemia. E nel momento in cui il Green Pass è uno strumento che si sta dimostrando efficace perché i contagi stanno diminuendo, insomma, perché bisogna fare questo estremismo e perché bisogna accanirsi con questa sorta di, non lo so, terrorismo mediatico, perché cioè, da un certo punto di vista ci si accanisce proprio neanche nel rispettare le persone che invece scelgono consapevolmente di vaccinarsi per preservare, tra virgolette, la salute pubblica che viene prima, secondo me, della salute individuale. E perché ci si ostina a non fidarsi della scienza che ha salvato moltissime vite, le salva tuttora, e perché queste persone si fidano magari di farsi fare interventi chirurgici o cose ben più complesse di un vaccino, e nel momento in cui bisogna sconfiggere una pandemia che dura da più di 2 anni ci si ferma di fronte a questo e si fa questa ideologia che non giova a nessuno. Benissimo, va bene, grazie Manuela, mi pare. Ecco, Manuela, rispondo io sinceramente, ecco, se lei ha seguito la trasmissione dall'inizio, qui non ci sono posizioni Novax, cioè nessuno ha detto finora, a meno che non sono stato distratto, perché può darsi che magari qualche secondo posso averlo perso, però una cosa che mi viene riconosciuta dai miei ospiti e dai telespettatori è proprio quello di essere molto attento a quello che viene detto qui in studio. Non abbiamo assolutamente detto che qui ci sono persone Novax, abbiamo semplicemente espresso, i nostri ospiti hanno semplicemente espresso un parere giuridico sulla validità del Green Pass, che è un'altra cosa
rispetto al vaccino, cioè nel senso stiamo parlando evidentemente di due cose diverse. Alla stessa maniera è chiaro che ecco, mi sento di dire un po' di esperienza ce l'avrei dal punto di vista della valutazione dei mass media, ecco, mi sentirei di dissentire sul fatto che qui non c'è un accanimento mediatico, semmai il contrario. Ritengo di dire che ci sono molti giornali che hanno strumentalizzato certi avvenimenti, e con la stessa fiducia che lei ha avuto nei confronti e lei possa avere nei confronti della scienza, abbia pure fiducia nel sottoscritto, che comunque un po' di esperienza ce l'ha. Molto spesso certi servizi di informazione non sono stati limpidi, usiamo questo termine, sereni nel valutare certi aspetti. Ecco, però vorrei sentire anche Angelo, tu che hai un'esperienza, diciamo, ultradecennale della politica, spiegami che cosa sta succedendo. Non sono De Mita, no, riporti bene i 90 anni, se fosse stato. Però, ecco, spiegami bene cosa è successo, perché qui, io vedo, fanno la padrona i sondaggi, tutti buttati su questo governo come un assalto all'ultima poltrona, mettono Draghi, tanto per così, se capita che fa delle cose impopolari, tanto la colpa è sua e i partiti ancora una volta si sfilano, sempre i sondaggi che ormai la fanno la padrona, secondo me. Ma la cosa più, e tu che sei stato della Lega, la cosa che più non riesco a capire è questa debacle di Salvini. Mi sa che non ne azzecca una. Sì, non ne azzecca una da parecchio tempo, però è un po' lo specchio di una classe politica che non c'è più. Io devo dire, da autonomista e indipendentista, tutto sommato è una bella notizia, perché il paese Italia sta fallendo completamente, a partire dalla sua classe politica ormai incapace di prendere qualsiasi decisione. Il teatrino imbarazzante sul Capo dello Stato è stato un pochettino il paradigma di quello che stava montando negli ultimi anni. La politica una volta era fatta di partecipazione, di territorio. Tu alle persone dovevi dare risposte. Oggi non si partecipa più, la gente non legge più, guardano 3 slogan su Facebook e penso di aver capito tutto su quello che sta avvenendo. Addirittura sono scienziati oggi, perché dove l'hai capito? L'ho letto su Facebook. Voi sapete che il 90% sono fake, tu che fai informazione lo sai, appunto. E su queste fake costruiamo, la politica ha costruito il consenso. C'è gente che prende il 40% in 2 mesi e in 2 mesi lo perde. Abbiamo visto Renzi, abbiamo visto Gigino, abbiamo visto Salvini, abbiamo visto la Meloni, domattina sarà un altro bimbo minchia. Perché questo è la fine della politica, per colpa nostra che non partecipiamo più, tanto fanno tutti schifo, capito? Ma poi alla fine ci governano. Quindi dobbiamo riprendere in mano il territorio che abbiamo abbandonato. Poi non andiamo a votare, poi non ridando risposte, perché noi se non diamo risposte, ma diamo solo slogan, c'è gente che è mai andata in messa in vita sua e si mette a sbaciucchiare rosari e prende i voti. C'è gente che, siamo arrivati alla follia totale, tanto incapaci e tanto bimbi minchia sono, che hanno chiamato il gran visir di tutti i tecnocrati, che è Mario Draghi, dicendogli, perché l'hanno chiamato loro, non dimentichiamoci, Draghi non è arrivato come Monti dall'alto, l'hanno chiamato loro, gli hanno detto: Ciccio, non siamo in grado di fare l'occo al bicchiere, ci risolvi i problemi? Ho detto sì, però io voglio diventare il leader europeo, e quindi la logica del Green Pass, di un certo percorso per arrivare a prendere i soldi del PNRR, perché dobbiamo essere i campioni del mondo di questa storia qua. Tutto si spiega, io l'ho fatta in maniera molto semplicistica e semplice, ma per colpa di una classe politica incapace, il tecnoburocratismo, che è quello che sta a monte a Bruxelles, ma che oggi ha invaso tutti i palazzi del potere romano, è quello che comanda. E gliel'ha chiesto gli eletti del popolo. Andrebbero presi in un paese serio a calci nel culo. Tutti. Ecco, poi ecco una cosa che poi francamente sta già cominciando a serpeggiare: ma che cosa andiamo a votare a fare, perché tanto sono tutti uguali, e non capite che poi così fate proprio il gioco di questi governanti, perché gli date la possibilità di continuare a governare indisturbati. Se non andate a votare, ricordatevi, non potete commentare perché non avete giocato. Se posso aggiungere, un vecchio politico mi diceva: con questo clima che c'è, meglio se non va a votare l'80%, perché quel 20 lo controlliamo, quell'80 non so cosa voterebbe. Va a votare gente, l'80 si lamenti e stia a casa, ci fa un piacere, perché tanto noi il potere lo gestiremo anche col 20%. Appunto, ecco. E questo la gente non lo vuole capire. Esatto. Bisogna tornare a perderci tempo, a interessarsi. Hai sbagliato una volta a votare, nella vita si può sbagliare, ma la prossima volta stai più attento, proviamo a cambiare. Ma rinunciare vuol dire poi non doversi lamentare. Esatto. Non ti puoi lamentare. In pratica la colpa è nostra, dice Angelo Alessandri. Vediamo una telefonata da casa, pronto? Chi parla? Pronto? Pronto? Pronto?
Sì, chi parla? Sono Bozzato da Padova. Sì, prego. No, io sono molto d'accordo con quel signore che è appena stato intervistato. Sì, mi dica. Va bene, chiudiamo la linea perché altrimenti... Sufficiente, d'accordo, va bene. Sì, d'accordo, perché si è creato consenso. Ecco, su questa cosa qua bisogna... Ecco, Angelo Alessandri dalla sua esperienza ha detto una cosa giusta, cioè non dimentichiamoci, ecco, e poi sentiamo l'avvocato Casarin, non dimentichiamoci che poi alla fine si dà la colpa al fatto, come se fosse colpa di chissà cosa. La colpa è nostra a chi votiamo, mettiamo la X. Ricordiamoci che abbiamo dato il 33% nel 2018 a un partito che non aveva nessuna esperienza e ha detto semplicemente do soldi a palate a tutti quanti, basta che mi votate. Ecco, facciamo anche una riflessione su questo. Avvocato Casarin. Ma grazie, io vado proprio in scia all'intervento che mi ha preceduto e rincaro la dose perché ha toccato il vero punto. Il problema del nostro paese, prima ancora che economico, perché le crisi vanno e vengono, cioè ci tireremo su in qualche maniera, non sono così pessimista, è che non abbiamo memoria, non di quello di 50 anni fa, di quello che è successo ieri. Una settimana fa non ce lo ricordiamo più. Un anno fa, no, nel Pliocene, avevamo Rocco Casalino che faceva le conferenze stampa. Avevamo Conte che chiedeva la fiducia, ha avuto la fiducia per una settimana grazie alla badante di Berlusconi, Maria Rosaria Rossi. Cioè di cosa stiamo parlando? E sapete qual è la cosa più drammatica? Che i responsabili, ho sentito parlare di fallimento, facciamo finta che sia un fallimento e che Draghi sia curatore fallimentare, come viene nominato. Ma io mi occupo di società, di fallimentare nella vita. Quando c'è un fallimento sono quelli che portano il libro in tribunale che vanno sotto processo, non il curatore fallimentare. Ricordiamocela questa cosa. Qui invece abbiamo quelli che sono i responsabili di tutto questo casino del fallimento morale, politico, prima ancora che economico della nostra nazione, che adesso, siccome si va a votare l'anno prossimo, tendono a prendere le distanze, perché tanto la gente si dimentica. E nel 2023 abbiamo le stesse facce del 2018. Per me dovrebbero starsene a casa tutti, nessuno dovrebbe essere candidabile, perché chi ha causa del problema non può dare soluzioni. Questi signori stanno lì e si stanno facendo la legge elettorale, se la faranno 6 mesi prima del voto, coi sondaggi in mano, per fare quello che hanno fatto prima del 2018, rendere impossibile la formazione di qualsiasi maggioranza omogenea per sterilizzare il voto, in modo che dopo le votazioni non si saprà mai chi ha vinto, per andare là a fare tutte le pastette. Ma di cosa stiamo parlando? Allora Draghi non è certo un campione di simpatia, assolutamente, però io sposo integralmente quello che è stato detto. Vogliamo cominciare a capire di chi sono le responsabilità? Posso fare una domanda all'avvocato fallimentare? Quando tu hai un'azienda che ha un know-how invidiabile, hai operai che sanno fare bene le cose, hai pure un mercato nel mondo, ma l'azienda è con 2.000 miliardi di debito in banca e con dei paraculi che la stanno amministrando. Cosa fai? Un agnuco. Insegni. Facciamolo fallire sto cazzo di paese, facciamone uno nuovo, magari prima del 1869, con le regole chiare e l'autonomia vera. Perché l'autonomia non si può ottenere a Costituzione vigente. Si può ottenere qualche concessione da mamma, Stato, romana, che sarà sempre una briciola che non risolve niente. Rifacciamolo sto paese, buttiamo a mare quello che c'è stato, ma c'è quello di buono, non buttiamo via anche il bambino con l'acqua sporca. C'è tanto da salvare, ma solo azzerando può ricostruire. I diritti sindacali, tutta una serie di lacciuoli incancreniti, i diritti acquisiti, sta roba qua non le puoi toccare a Costituzione vigente. È un pasticcio. Questo paese l'abbiamo in 70 anni purtroppo realizzato in un pasticcio. Azzeriamo e facciamo un agnuco. E l'agnuco però su basi nuove. Vediamo quella è la grande soluzione. Può essere un'idea. Vediamo una telefonata da casa. Pronto? Sì, buonasera, sono Gianfranco da Marottica. Sì, prego. Complimenti a tutti intanto, vi ringrazio delle informazioni che ci date. Chiedevo una domanda intanto, magari ai suoi ospiti, visto che ho molti amici over 50 che da ieri hanno appresso il lavoro, quando gli arriverà la multa come dovranno comportarsi? Grazie. Per questa domanda e io non so cosa rispondere. Grazie. Sentiamo l'avvocato Daminato. Allora, appena arriva la multa a casa, bisogna impugnarla. Punto. E così non la si dà vinta. Anche perché dobbiamo tenere presente che, sinceramente, questa è una misura forte. E mi metto nei panni dei cinquantenni. Io sono per la libertà, massima espressione,
chi vuole che si vaccini, perché è giusto, se uno crede nella scienza e ha il giusto timore del Covid, che rispondendo alla domanda dell'altra signora, io non sono un negazionista, che sia ben chiaro, il Covid c'è, esiste, bene, però quello che io mettevo in dubbio era la funzione del Green Pass, perché ce l'hanno venduto come il certificato verde lascia passare, in quanto sano tu puoi accedere a qualunque negozio o attività. Ahimè, nella mia piccola esperienza quotidiana conosco molte persone che hanno constatato anche loro che nonostante il possesso del Green Pass comunque sono risultate positive. E allora, se io ho il Green Pass e sono positivo infetto gli altri, è evidente che l'originario sistema che ha pensato il Green Pass come una forma di tutela sanitaria ha fallito. Questo penso sia evidente. Però io credo l'abbiano fatto quando il 90% ormai aveva fatto il ciclo vaccinale, ha detto quel 10% rompi i coglioni, facciamo una norma, perché non è sanitario il Green Pass, onestamente, è una cagata pazzesca. È un modo per dire adesso quel 10% non rompa le scatole e si vada a vaccinare. E arrivo anche a minacciarlo di un lavoro, alla fine è tirata, ovviamente. Una cosa è vaccino, una cosa è Green Pass, sono due cose completamente diverse. Piuttosto ovviamente. Sarebbe stato utile eventualmente imporre un obbligo di tampone, perché col tampone certifichi se sei positivo o se sei negativo. Perché quando siamo in Germania sono più o meno così. Quando siamo all'interno di una crisi pandemica, il problema è quello di bloccare il correre del virus. E com'è che si blocca questa pandemia? Si blocca certificando chi è positivo e quindi deve rimanere a casa da quello che è negativo e quindi sano e che può andare in giro anche a muovere l'economia, ovviamente. Era solo questo che io ho sottolineato sul fatto che il Green Pass non funziona. Comunque, ritornando alla domanda iniziale, quando arriva la sanzione, io, modestamente, da avvocato, sono dell'idea che va impugnata, punto. Benissimo, ecco, lo sottolineo modestamente perché ci sta, perché ovviamente il nostro Claudio Laminato è investito opinionista e quindi non come professionista, è chiaro. Benissimo, allora direi pubblicità, qua regia mi sembra che le telefonate stanno andando avanti, comunque abbiate un attimo di pazienza e cercheremo di accontentare il più possibile tutti quanti. A fra pochissimo. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Ecco, la trasmissione vi posso garantire che continua anche nel fuori onda, ovviamente gli argomenti sono tanto spinosi e anche delicati da affrontare, perché qua si tratta di valutare l'aspetto ovviamente della nostra salute. Ecco, fra l'altro ringraziamo Stefania sta gestendo i social, quindi se avete domande da fare sotto la diretta Facebook potete fare un commento, Stefania poi potrebbe anche leggerlo
dopo, se è interessante, se è pertinente. Ecco, ricordiamoci 049 63 11 11. Dal PAN io vorrei affrontare con lei l'aspetto anche, è appena sfiorato, qualche ospite da casa lo ha accennato anche in maniera importante, i cinquantenni, la crisi economica, no? Perché comunque ricordiamoci, c'è poco da fare, quando arrivi a 50 anni fai più difficoltà a cambiare lavoro, anche se poi sarebbe un paradosso perché hai tanta esperienza, però quindi certi datori di lavoro non trovano diciamo, come dire, indispensabile invece certe figure. Invece io credo che sia completamente diverso, invece c'è tanto bisogno di esperienza, ogni giorno ci allungano l'età pensionabile, quindi si parla di prospettive, diciamo, quelli che vanno in pensione. Ricordiamoci che abbiamo 500.000 baby pensionati, quindi che prendono la pensione da oltre 40 anni, pensate, e quindi che sono andati in pensione a 40 anni, a 42 anni, a 38, a 37 anni. Ecco, però c'è il problema del lavoro, cioè, quindi non solo mi impedisce di andare a lavorare potenzialmente, ma addirittura diciamo che non c'è lavoro. Abbiamo ricevuto i nostri giornalisti hanno ricevuto, la nostra testata hanno ricevuto comunicati di associazioni di ristoranti e altri servizi alla persona che sono in netta crisi. Durante la giornata di San Valentino molti locali addirittura hanno chiuso, i ristoranti che sarebbero dovuti essere punti di incontro del giorno più bello dell'anno dal punto di vista dell'amore, effettivamente sono stati addirittura chiusi. Quindi c'è un problema anche di come dire, crisi economica dal PAN. Sì, c'è una situazione a dir poco schizofrenica nel mercato del lavoro, perché c'è una debolezza che ormai è cronica sul mercato del lavoro, nonostante alcuni guizzi qua e là. Qualche settimana fa, se si ricorda, direttore, proprio in questa trasmissione sentivamo dire che in realtà il PIL stava galoppando, che le aziende avevano ricominciato a crescere. Pensi, scusi, interrompo, abbiamo lanciato per due mercoledì consecutivi la ricerca dell'imprenditore felice. Ancora non mi risulta essere arrivato nessuna. Infatti un ospite ha detto: ma gli imprenditori sono felici. Abbiamo lanciato l'appello dal PAN, guardi, dopo un mese non abbiamo ancora avuto riscontro. Rilanciamo questo appello, se c'è qualche imprenditore felice ce lo faccia sapere, noi non abbiamo ancora trovati. Infatti, sempre proprio a proposito di notizie, insomma, che compaiono quotidianamente sulla stampa, 2 o 3 mesi fa c'era appunto l'imprenditore felice che macinava utili con cifre positive, con almeno 2 cifre, quando non addirittura 3. Io queste cifre, ho detto subito, non le ho viste, non le vedo, non le sento. Forse i grandissimi gruppi internazionali che si giovano di apparati speculativi internazionali sono capaci di fare queste cifre. Cioè quelli che vendono le mascherine probabilmente. La realtà è che purtroppo le cifre i numeri a 2 o 3 cifre sono quelli degli aumenti delle materie prime e delle energie. Io qua ho un ritaglio, così una tabellina simpatica che può essere utile alla bisogna. L'energia costerà il 200% in più, c'è scritto, 200% in più, tanto che alcune aziende, per non dover pagare il 200% in più di energia, utile a far funzionare i propri impianti, decidono di sospendere la produzione, perché praticamente lavorerebbero in perdita. Questa è una follia, una cosa pazzesca. Questa situazione si inserisce, come dicevo, in un mercato del lavoro già di suo difficoltoso, come ciliegina sulla torta, a contorno di tutto ci sono appunto le situazioni di cui accennavamo, e quindi l'obbligo vaccinale agli ultra cinquantenni, che sicuramente incide in maniera importante su una fetta di manodopera qualificata, di solito esperta, molto spesso inserita in settori di lavorazione particolari dove insomma il ragazzino neoassunto non è possibile impiegarlo. Tutto questo io credo che lascerà purtroppo dei segni molto molto importanti sull'andamento economico
del mercato del lavoro e sull'andamento economico dei mercati in genere. Non so veramente quale sia l'intenzione di chi ci governa, se non quella di veramente approfittare dello scatafascio verso cui ci stiamo avvicinando. In un momento di così grandi difficoltà economica e sociale, la ricetta, a mio avviso, dovrebbe essere quella di togliere vincoli, togliere lacci e laccioli e lasciare che le persone ricomincino a vivere e a produrre e quindi a consumare automaticamente. Bene, sentiamo dal panel adesso una telefonata da casa, concetto anche di auspicio, mi piace. Pronto, chi parla? Buonasera, sono Ivan Palasco. Ivan Palasco, buonasera, prego. Sì, buonasera. Io sono stato stimolato a intervenire dalle argomentazioni di Alessandri. Ho un fastidioso ritorno audio sul telefono. Laddove Alessandri dice che questo paese, questa Italia, bisogna farla fallire, deve saltare tutto, eccetera, eccetera, per costruire qualcosa di nuovo. Sono assolutamente d'accordo con lui. Mi permetto però di rilevare il fatto che l'Italia tecnicamente dal punto di vista finanziario è già fallita. In questo momento l'Italia è già fallita. Viene tenuta in piedi con terapie da pronto soccorso perché è necessario, perché serve alle multinazionali, ai poteri sovranazionali per continuare l'opera di spoliazione di tutti gli asset più importanti di questo paese, spoliazione che è iniziata nel 1981 col divorzio tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro, poi continuato con l'ingresso nell'euro nel 99 con gli accordi di Maastricht, eccetera. Il grosso con la svendita degli ieri c'è stato il grosso. Non è ozioso quello che sto dicendo, perché è di fondamentale importanza che il maggior numero di cittadini siano coscienti di queste tematiche. Adesso io con un intervento di 1 minuto non posso argomentarle, però do solo i titoli. E poi arrivare a quello che Alessandri intendeva, esprimendosi in modo secondo me non completamente consono, Alessandri probabilmente intendeva arrivare ad una nuova assemblea costituente, perché ha ragione quando dice che questa Costituzione non ci potrà mai dare l'autonomia. Io aggiungo men che meno, ma veramente men che meno, l'indipendenza che la stragrande maggioranza dei veneti oggi anelano. Quindi una nuova assemblea costituente è il lavoro che bisogna fare, ma attenzione, bisogna arrivare svegli se ci fosse una nuova assemblea costituente, perché l'idea di arrivare, sto supponendo naturalmente, l'idea di arrivare a una nuova costituente laddove i leader dei partiti che la compongono sono Giorgia Meloni, sono Salvini e sono Berlusconi, non cambia assolutamente niente. Ancora 30 secondi, conduttore, mi perdoni. Certo. La chiave di volta per un cambiamento vero, profondo, è la sempre più intensa presa di coscienza da parte del popolo. Perché la storia insegna che i cambiamenti epocali, quelli fondamentali, non sono mai, dico mai, avvenuti con un accordo da salotto, con un accordo da summit. I cambiamenti epocali sono sempre avvenuti in modo violento, tra virgolette, non intendo la violenza quella sanguigna, violento nei contenuti. È l'unica entità che può dare una violenza nei contenuti, attenzione, è il popolo, la presa d'atto e la consapevolezza del popolo. Bene, grazie. E se mi è consentito, viva San Marco.
Grazie, l'hai consentito. Grazie Palasco. Beh, diciamo, Angelo, effettivamente il popolo è stato completamente drogato, passami il termine, qui abbiamo l'e-commerce, diciamoci la verità, questa euforia dell'acquistare sul computer, i social, internet, aggiungo l'alcol e il fumo, cioè, insomma, sono tutte cose che, diciamo, i governanti un oppio dei popoli. Sono stati bravi governanti a metterci un po' come di uno stato confusionale. Sai, Roma no? poi queste cose le fa da 2000 anni, avevano il Colosseo, li mandavano a vedere combattere, massacrarsi animali e uomini, e l'uomo si scordava per 6 giorni e tutto il resto dei problemi, anche se vivevano in mezzo alla melma. E se noi siamo più o meno nei tempi moderni, ma molto simile. Oggi hanno fatto in modo che non partecipassimo più, aveva ragione, cioè la partecipazione ovviamente è la molla. Noi di Grande Nord abbiamo deciso già da tempo che per esempio non parteciperemo alle elezioni romane perché non è a Roma, e ve lo dice uno che è stato anche presidente del governo a Roma. Ne ho preso atto, ma questo lo dico ormai da 15 anni e io sono convinto di questo, non è da Roma che arriverà mai il cambiamento, è dal territorio. Dal territorio però bisogna rifare un investimento culturale. Stare in mezzo alla gente, far ritornare la voglia di sognare anche, perché poi alla fine Walt Disney, che non faceva solo Topolino, ma diceva una cosa secondo me che è fondamentale: se puoi sognare puoi fare, se tu non puoi sognare non costruisci niente, vivi in balia dei social, delle informazioni che ti propinano, te le danno di tutti i tipi, quindi c'è quello che diventa virologo su Facebook e c'è quello che diventa antivirologo su Facebook. Ma poi alla fine di concreto non sono quelle cose lì che ci fanno cambiare la vita, è riprendere in mano il territorio. Il territorio è fatto di agricoltura, è fatto di ambiente, è fatto di partecipazione, di comunità. Guardate, voi anche nei paesini si sta perdendo, addirittura nei paesini, il senso della comunità. Non parlo nelle città dove non ci si conosce più nel pianerottolo col vicino di casa. Quella signora trovata dopo 2 anni che era morta in Tinello, non c'era nessuno che l'aveva cercata. Ma facciamoci domande su cosa stiamo diventando. Stiamo diventando la globalizzazione interiore, cioè siamo nemici di noi stessi e se noi perdiamo di vista le radici, la globalizzazione, ci dicevano, è un vento che passa e spazzerà via tutto. Ve lo ricordate 20 anni fa quando ce lo raccontavano? Io ho sempre risposto, e oggi sono più convinto di allora, ti spazza via se tu non c'hai le radici, ma se tu sei una pianta ben radicata nel terreno, col cazzo che ti porta via la globalizzazione. E allora noi recuperiamo le radici, chi siamo? I nostri nonni, i nostri padri, ci hanno consegnato una terra che era bellissima. Io mi ricordo quando ero bambino, ero orgoglioso di farne parte e avevamo poco, ma con quel poco eravamo orgogliosi. Oggi noi, i nostri figli, i nostri nipoti, cosa stiamo consegnando? Facciamoci questa domanda. Io ho lottato tanto, ma alla fine non ho vinto. Ma quelle battaglie si possono perdere, è la guerra che non si può perdere, non ci possiamo permettere di perderla. E se una guerra va combattuta, basta con le minchiate, con i Sanremo, con tutte queste cagate qua. Noi dobbiamo ritornare a combattere per il territorio. E il territorio vuol dire riappropriarci delle nostre radici, ripartire da lì. Guardate, tanta roba oggi. Dopo il disastro fatto da Salvini, che ha trasformato una battaglia identitaria in una battaglia romana, perché si è fatto comparare dal Palazzo Romano col tricolore, ecco, ricominciare è tutto più difficile. Ma io che ho imparato a lottare in Emilia-Romagna, a fare il leghista nei primi anni 90 in Emilia-Romagna, non ho paura di niente. Una cosa che non voglio fare è consegnare a Roma la vittoria. Siamo pochi? Benissimo, è quel fiore da cui nascerà la foresta. Però Angelo, che cosa si deve fare? Questo è il progetto, ma cosa si deve fare perché questa cosa... Svegliare il torpore assoluto che c'è ovunque. C'è un torpore, tu senti la gente, sembrano amorfi. Io dico sempre, è un popolo fondamentalmente il nostro di pecoroni, pecore. Ci hanno abituato comandi sul padron, ma perché poi guardate, ci sono retaggi anche storici. Da qui però dobbiamo un pochettino... Il Veneto però ha dimostrato che da una provincia democristiana, tenuta con l'agricoltura democristiana, quando la democrazia cristiana in qualche modo sparì, improvvisamente scoppiò il nord-est, ve lo ricordate? Costruirono capannoni dappertutto, perché allora, tolto il gancio romano, il Veneto diventò il Veneto, è quello che ancora oggi si ha orgoglio di vedere girando anche nel mondo, perché il Veneto si trova nel mondo. Vuol dire che il Veneto non era obbligato a essere schiacciato dalla DC e tenuto fermo, ma poteva viaggiare con le sue gambe. Però quella roba lì è venuta nel momento in cui è venuto a mancare mamma DC. Noi dobbiamo toglierci il laccio da Roma e pensare da soli cosa possiamo fare. Guardate quello che facciamo in Emilia, in Lombardia, in Veneto, in Friuli, in Trentino, in Liguria. Ce lo invidiano in tutto il mondo. Sai qual è il nostro grande limite per andare nel mondo a conquistarlo? È Roma,
è l'Italia. Noi siamo dei nani quando andiamo all'estero, ma siamo dei giganti nel fare le cose. Non è ora di dire basta. Bene, bene, sì, uno spunto interessante. Sentiamo un'altra telefonata da casa, chi parla? Sì, pronto, buonasera, sono Michele da Pontelongo. Sì, prego Michele. Sì. Abbassi Allora, il volume, io se no non sentiamo nulla. Sì, abbasso il volume subito. Allora, io vorrei porre un quesito perché ho un conto che non mi torna. È chiaramente riferimento all'ulteriore restrizione di ieri, no? Ecco, l'ultimo DPCR che è stato fatto. Allora, io mi ricordo benissimo che ancora da ottobre dell'anno scorso Draghi e tutta la compagnia dei virologi da salotto affermavano che con la terza dose, quindi con il Super Green Pass, si tornava alla normalità e che l'economia sarebbe ripresa, quindi tutti liberi per salvare il Natale. Benissimo, io adesso che siamo a metà di febbraio sto constatando che i commercianti e soprattutto i gestori di bar e ristoranti stanno arrivando alla canna del gas. Tra parentesi l'aumento lasciamolo perdere del gas. Come ha ricordato lei Lovino poco fa, la sera di San Valentino metà dei locali erano chiusi, alla faccia della ripresa. Come se non bastasse, la stagione invernale in montagna sta lavorando parzialmente solo nei weekend. Le famose settimane bianche sono sparite. Allora io mi chiedo, ma visto che hanno sbandierato l'88% di vaccinati con Super Green Pass, non saranno mica quel 12% di non vaccinati, del quale faccio parte anch'io, che abbiamo causato questo arresto dell'economia? Questo è un conto che non mi torna e vorrei chiederlo ai suoi ospiti se mi sanno rispondere, ma non politicamente però. Una domanda seria, una risposta seria. Grazie. Grazie Michele, le risposte qui sono sempre verosimilmente serie. Dalpano, una domanda per lei questa, cioè effettivamente la montagna, un po' anche quello che diceva Angelo prima, corre il rischio di spopolarsi perché poi diciamo, la gente va a lavorare all'estero, ecco anche grande pecca, l'abbiamo detto qua, puntate, mesi e mesi consecutivi, abbiamo lasciato i nostri giovani, il nostro migliore investimento ad arricchire i paesi nostri che diventano nostri concorrenti con i prodotti e i servizi, una cosa allucinante. La politica responsabile al massimo di questa disgregazione proprio familiare e sociale, però la politica se ne frega perché pensa solo alle poltrone, però si corre il rischio oggi che la settimana bianca, ecco, non c'è più i bar chiusi. Sì, confermo quello che diceva poco fa il nostro ascoltatore. Confermo anche i suoi dubbi riguardo ai conti che non gli tornano, perché non tornano a nessuno di noi che li legge e li analizza. Tant'è che questa mattina su La Verità, uno dei pochi quotidiani che si può ancora leggere, dico io, conservazione mia, c'era addirittura un noto scienziato che osservava che c'è il sospetto che l'inoculazione troppo ravvicinata della terza dose rispetto alla seconda possa addirittura provocare un calo delle difese immunitarie, della risposta immunitaria rispetto all'aspettato. Questo è la dimostrazione, a mio avviso, che questa profilassi che è stata messa in piedi in realtà con una sorta di sperimentazione un po' casareccia, perché abbiamo assistito a una serie di puntate successive in cui veniva detto tutto e il contrario di tutto a distanza di qualche giorno, quando non addirittura a qualche ora, o addirittura a reti incrociate si sentivano esperti dire bianco e nero della stessa cosa nello stesso momento. È evidente che c'è stato un grosso problema, è evidente che nelle prime settimane il problema della pandemia ha impattato pesantissimamente sulle strutture sanitarie, che probabilmente sono state colte, anzi sicuramente sono state colte alla sprovvista, perché non erano in grado
di reagire a questo violentissimo colpo. Ovviamente tutta e la più profonda partecipazione per chi ha avuto vittime in quella circostanza, però è altrettanto evidente che da allora in poi non si è affrontato strutturalmente il problema, ma si sono solo andati a rincorrere dei pannicelli caldi da porre ora qua, ora là, per cercare di salvare la situazione. Ecco, infatti adesso voglio chiedere a Riccardo Casarini, quello che ha detto D'Alpano è interessante, quindi alla fine questo Stato cosa ha fatto? Non ha risolto le problematiche, diciamo, le riforme tanto volute, tanto desiderate dagli italiani, perché hanno tutti, Draghi è stato accolto come quello che doveva fare finalmente le riforme. Ci sono però certi partiti che sono al governo che invece fanno cattiva informazione, dicono PIL più 6,8, previsioni 2022 più 4,4, quindi tenderebbero a imbonire, nonostante ci sia aumento delle materie prime, che non è solo, lei avvocato lo sa, non è solo il gas, l'elettricità, il ferro, il carbone, il legno, trasporti, container dalla Cina da 1.500 euro sono passati a 8.000 euro, stessa tariffa, stesso percorso, stesso servizio. Quindi perché lo Stato mente? Cioè, perché non dice qua bisogna fare una riforma vera, anche perché non ammettiamo, non possiamo continuare a pagare 50 euro di consumi di gas e avere una bolletta da 200 euro, quindi c'è qualcosa che non va. C'è molto che non va, siamo noi che non andiamo. È stato detto prima, qua è ora di finire di trovare alibi. Qualcuno ha detto giustamente anni fa che gli italiani più che in Dio credono nei miracoli. Mario Draghi è una persona, non ha un suo partito, è comunque, mica per difenderlo, ci mancherebbe altro, è messo lì ovviamente da tante persone, soprattutto dall'Europa, e lo sappiamo perché i fondi del PNR, del Piano Nazionale di Resilienza, lo sappiamo tutti, ma quel piano lì, quei soldi dell'Europa, sono debito europeo. Sono 80 miliardi a fondo perduto, il resto sono prestiti. Ma non è soldi che la UE ha in tasca, sono debiti che l'Europa fa. Quindi un contribuente di Amburgo, di Vienna o di Amsterdam forse si sente più sicuro a dare i suoi soldi a Mario Draghi piuttosto che a Gigino Di Maio, banalmente. Io non glieli do a Di Maio i miei soldi, ok? Proprio perché a me piace essere molto concreto e purtroppo sono ultra cinquantenne anch'io, ok? Mi sono laureato nel millennio scorso e mi piace parlare di cose che so, non di quello che non so. Giustamente la scienza, qui a Padova la scienza l'ha fondata Galileo che ci insegnava a coltivare i dubbi più che le certezze, perché la scienza si alimenta di dubbi. Non dobbiamo temere la scienza ma lo scientismo, per cui io rido, mi faccio sghignazzi, giustamente è giusto contestare la scienza, però no prendere per oro colato quello che viene scritto su Facebook o su Google, perché allora mettiamoci d'accordo, siamo tutti scettici nei confronti di quello che dicono gente che ha studiato una vita, va benissimo, e dopo prendiamo per oro colato quello che uno mette un video fatto nel soggiorno col crocifisso su sottoscala. Siamo seri. Cos'è che non va? Giustamente, qua con le materie prime si è creata la tempesta perfetta. Noi siamo energeticamente, dipendiamo in tutto e per tutto dall'estero, basta un qualsiasi stormire di fronde in Ucraina o in qualsiasi altra parte del mondo e noi ne risentiamo. Non bastasse, abbiamo anche il 110%, giusto, sbagliata, sappiamo solo che per effetto di quella normativa tutte le materie prime sono schizzate, per dire raddoppiate. Non nascondiamoci che l'inflazione che è determinata è una panacea per i paesi che hanno il debito pubblico alto come il nostro, perché di fatto è una patrimoniale mascherata. Nessun governo può mettere una patrimoniale in Italia, ma basta solamente far andare l'inflazione e chi ha un po' di dimestichezza con la macroeconomia sa che di fatto, e qua lei dottor Lovino è un esperto di finanza e di economia, queste cose le sa meglio di me. Ma per essere concreti, il debito pubblico è stato parlato prima. Sapete quanto paghiamo noi all'anno di interessi sul debito pubblico per rifinanziarlo? Circa 70 miliardi di euro all'anno. È più di quanto noi spendiamo per l'istruzione dei nostri figli. È facile fare debiti. Ora, noi non è che stiamo fallendo, perché il patrimonio privato degli italiani è circa 3-4 volte superiore, ma finanziarsi a queste condizioni quanto ci costa? Quanto ci farebbe avere comodo adesso 70 miliardi da spendere piuttosto per calmierare i prezzi delle risorse o per investire in altre cose? Questo lo dice nessuno. Non chiedere nel PNR. Ecco.
Esattamente. Certo, perché dare una prova di guarda qua, noi ce li abbiamo i soldi, non siamo un paese del terzo mondo, l'Italia è il paese che di più alto tasso di risparmio al mondo. La cosa umiliante è che gli italiani, soprattutto al nord, con il nostro tessuto imprenditoriale, ci mettiamo nella condizione umiliante di dover chiedere soldi che potremmo domani mattina tirarli su se volessimo, ma stiamo scherzando? Però l'italiano esattamente è risparmiatore. Quando vota, sapete cosa succede? Andate a vedere, è stato fatto lo studio, nelle ultime votazioni c'è una relazione diretta tra tanto più un partito fa promesse elettorali a debito e non per finanziare investimenti, ma marchette elettorali, bianche, rosse, verdi, celesti, eccetera, tanto più prende voti. Perché non c'è stato un partito. Se invece di candidarsi alle elezioni si fossero quotati in borsa, li avrebbero arrestati tutti per farsi in prospetto. E così dovrebbe funzionare. Che insider trading. Esattamente. E sono gli stessi che si candidano nel 2003, l'anno prossimo, e prenderanno l'80% dei voti. Perché va benissimo chi ha fatto le domande da casa, mi verrebbe da chiedere, se fosse qua, lei cosa ha votato nel 2018? Cosa voterà alle prossime elezioni? Perché se no non usciamo mica da questa cosa qua. Continuiamo in questo rito eterno, ciclico, di autoassolverci, per cui diamo il governo del paese più bello del mondo, più complicato del mondo da governare, a un ammasso di scappati di casa che non sanno neanche navigare il fiume, figurarsi in oceano. Quindi dopo bisogna comandare uno che sa navigare la nave, incazzandosi però col comandante della nave, che appena sistema un po' le cose ricomincia il balletto. Abbiamo 7-8 schettino. Esattamente. Ricordiamoci che i navigatori eravamo noi una volta, l'America l'abbiamo scoperta noi, le Indie, insomma, ha ragione perfettamente. Sembra banale, ma se non passiamo da queste cose non se ne esce. Ultima cosa, poi mi chiudo, ma vi siete accorti che qua siamo tornati alla monarchia? Se Giorgio Napolitano non si fosse dimesso, saremmo qua a chiedergli di fare il terzo mandato. Io non ho nulla contro il presidente Mattarella, che è una degnissima persona. Poi che glielo chiediamo. Certo, ma se Napolitano non si fosse dimesso, avremmo ancora lui. Abbiamo il paradosso che ormai il Presidente del Consiglio gode della fiducia del Presidente della Repubblica, non del Parlamento. Stiamo tornando allo Statuto Albertino, altro che Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente è stata citata, l'ha fatta chi? C'era De Gasperi, c'era Togliatti, i quali se le davano di santa ragione, non come adesso che fanno finta, ma in corridoio parlavano di letteratura dantesca e conversavano in latino per dire che personaggi erano. Questi non sono stati in grado di fare un Presidente della Repubblica, vogliamo fare un'assemblea costituente tra queste persone, ma di che stiamo parlando? Vabbè, azzerare vuol dire azzerare anche sta roba. È sempre un problema di governance, che si parli di aziende o che si parli di Stato, o ci siamo sbagliati a mettere che le persone in gamba, anziché farle fuori dopo 2 settimane, come sempre succede, perché chi in gamba in politica è costretto a smammare dopo 2 settimane, a mettere lui al governo, allora possiamo fare le cose, se no è meglio che ci guardiamo allo specchio e quantomeno stiamo zitti, scusate. Sicuramente quello che ha detto l'avvocato merita una riflessione, la colpa è anche nostra, perché sembra poi che la colpa sia degli altri, però ci dobbiamo rendere conto che è così. Il riferimento voluto o non voluto era il famoso discorso del signor Luigi Di Maio che mi pare di dicembre 2017, intervista al Mattino, ha dichiarato: darò 1.400 euro di reddito di cittadinanza a tutti quanti quelli che hanno perso il lavoro o non hanno lavoro, con 2 figli, eccetera, eccetera. Dopo 3 mesi 33%, e poi le conseguenze le avete viste, perché dobbiamo anche ricordarci che molte delle cose che si stanno verificando adesso sono anche colpa di certa ideologia delle persone come noi che le hanno dovremmo aprire un capitolo votati. perché il 70% di quella roba lì poi la prendono a Napoli, ma lì dovremmo aprire un altro però capitolo. noi siamo un condominio, quindi quello che succede giù come... Ma io ho una formazione professionale su questo. Ecco, sentiamo Stefania, vediamo un po', c'è un messaggio da casa su Facebook, lo vogliamo leggere, molto simpatico. La signora Maria cosa dice? Signora Maria dice: buonasera, scusate, ma finché gli italiani cantano che schiavi di Roma Dio li creò, ma i schiavi siamo ancora a Mosè. Veniti sveglia, separarsi definitivamente bisogna. Ecco, quindi monito un po' quello che ha messo dalla trasmissione, bisogna un po'... mi è piaciuto molto quello che ha detto Angelo, riprendersi il territorio, cioè il territorio è nostro. Sulle bollette, sì. Adesso io capisco, ha accennato prima l'avvocato, ma è vero, noi siamo da sempre ostaggi sulle materie prime degli altri, siamo ostaggi anche dal punto di vista finanziario, con il piano Marshall del primo dopoguerra, che era un PNRR esattamente come questo, poi alla fine
ci lamentiamo, ci sono le basi americane che comandano, sì ho capito, ci hanno dato i soldi, qui siamo più o meno nella stessa storia, ciclica, i corsi storici di Giambattista Vico, no? Poi alla fine non è complicata la storia, neanche la politica, si ripete sempre tutto. Io dico, in questo momento particolare, siamo ostaggi, non produciamo gas, l'unica persona illuminata che abbiamo avuto, ed era veramente illuminato, era Mattei, l'hanno accoppato, che aveva visto giusto e aveva capito che questo paese senza un'autosufficienza non sarebbe potuto andare avanti. Infatti. Quindi ci sono i venti. Io sono convinto che poi Putin, Biden faccia parte tutti dello stesso gioco, perché a quel livello c'è chi fa il cattivo, chi fa il buono, ma poi alla fine gli aumenti favoriscono sempre le grandi potenze e i grandi interessi. Noi siamo una portaerei, perché sto cazzo di stivale è una sorta di portaerei, nel mezzo, che prende il bello e il brutto di quello che arriva, ma alla fine subiamo. Cosa fare nel lungo periodo? Ci sono mille cose, ma tanto sto paese le decisioni non le prende mai. Nel breve, non si può pensare che uno che pagava a ottobre la bolletta a 100 euro a stesso uguale consumo gli arriva a 400 euro oggi, perché chi prende 1.000 euro al mese, questo mese non va a mangiare, non fa la spesa. Cioè siamo a una follia. I soldi PNRR ci sono. Io credo che senza tentennare, l'avevano più o meno accennato, ma poi non l'hanno fatto in Consiglio dei Ministri, calmierare, togliere tutte queste pletora di accise, lo promise Salvini e ovviamente come tutte le altre 50 cose non l'ha mantenuta. Ricordate, se vado al governo dopo 10 minuti, ma tanto ormai... io purtroppo lo dicevo, ti ricordi, questa trasmissione 3 anni fa non mi ascoltava nessuno, oggi sono resi conto, perché io lo conoscevo bene, Matteo, che è un fanfarone, e se ne sono resi conto tutti adesso. Ci hanno messo 3 anni a capirlo, però sono duri gli italiani, bisogna arrivarci. Però togliamo le accise, togliamo l'IVA e abbattiamo con un intervento dello Stato, perché in questo momento è necessario, sulle famiglie e sulle aziende. Guardate che queste aziende nostre sono mediamente energivore, non grandi energivore, ma stanno chiudendo, non ce la fanno. Quindi o andiamo tutti all'avvocato a impugnare la bolletta del gas e della luce e sarà complicato, oppure interviene. Cioè io direi che una settimana è troppo, bisogna che intervengano subito. E lo dico a tutti, l'80% dei partiti stanno al governo. Non si possono nascondere dietro l'alibi. Devono fare in modo che il Consiglio dei Ministri intervenga per tutelare le aziende, diritti costituzionali, no? Il lavoro e le nostre famiglie. Non ce la possono fare. Ecco, poi noi ci meravigliamo che poi la gente non va al ristorante, ma se ci sono bollette da 300-400 euro, come cavolo... Mangi le gallette a casa, no? Perché poi si fa dieta, si fa dieta. Piccolo stacchetto, l'ultimo, e poi torniamo subito in diretta. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Bene, torniamo in diretta 22:14. Ecco, so che c'è un telespettatore che sta chiamando, sta aspettando, mi spiace, gli diamo subito la parola. Chi parla? Pronto? Sì, buonasera direttore, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Sono Sebastiano da Vicenza. Sì, prego. Premetto che ho appena acceso il televisore e non so se l'argomento sia stato toccato. Volevo chiedere al signor Alessandri cosa ne pensa dei nostri cari sindacati, non quelli di base, ma dei nostri cari sindacati confederati. Grazie. Grazie Sebastiano, mi piace Sebastiano, molto sintetico ed efficace, un assist per... Diventate una delle tare di questo paese,
Perché non vengono più a investire qua? Perché abbiamo le bollette più care del mondo, la politica più incerta e fanfarona del mondo, perché abbiamo un sistema del lavoro sindacalizzato all'eccesso. Il sindacato è nato con le ottime intenzioni, doveva tutelare i diritti dei lavoratori, è diventato un'altra cosa. È diventato il diritto del lavoratore contro il datore di lavoro. E quindi a questo punto sono un ostacolo, soprattutto per chi viene a investire in questo paese. In più aggiungi che abbiamo le tasse più care del mondo. Io dico, ma chi viene a investire qua? Chi ci viene più? Qui scappano. Cioè, chi aveva già investito scappa via ritirando gli investimenti e altri non vengono più. Fra queste tare ci sono anche i sindacati. Oggi sono vecchi, sono burocraticamente pesanti, sono tecnoburocratici e soprattutto sono con le paraocchi, cioè vedono semplicemente in un'unica direzione. Guardate che se noi vogliamo far funzionare questo paese qua ci vuole sempre la capacità di saper prendere per mano una parte e l'altra e non mettere l'una contro l'altra. Invece il gioco, lo sport nazionale è mettere sempre tutti contro gli altri, i poveri contro i ricchi, i vaccinati contro i non vaccinati, i datori di lavoro contro i lavoratori. In questa divisione, divide ed impera, governa Roma. Noi dobbiamo fare in modo che ci sia quel giusto punto di equilibrio in tutte le cose, compreso nelle questioni sindacali. Ecco. I sindacati non sono, io credo, più lo strumento o quelli sindacati per poter fare quel lavoro oggi. Ecco, fra l'altro ricordiamo che l'ultima occasione che c'è stato di confronto, scontro in piazza, il sindacato maggioritario del CGIL è sceso in piazza con le bandiere proprio per difendersi dagli attacchi, quindi mi sembra non proprio un corteo di sindacati a difesa del lavoratore, ma a difesa della politica. Landini lo conosciamo. A difesa della politica, quindi anche lì è stato un clamoroso autogol secondo me. Ecco, ricordiamo inoltre, per chi non lo sapesse, che i sindacati gravano sulla collettività, perché chi è iscritto al sindacato dà una parte del suo stipendio e anche lo Stato mi pare che foraggi con i CAF, i contributi, certo. È tutto un sistema diciamo complesso. Ecco, e non devono fare manco i bilanci. E non devono fare neanche i bilanci, aggiunge Arangelo. Vediamo... Come? Possono licenziare. Ah, loro possono licenziare. Sì. Vediamo l'ultima telefonata da casa, vediamo chi parla. Pronto? Pronto, salve Antonio da Veneto. Buonasera a tutti. Buonasera. Niente, io ho spedito un CV fuori, ho 57 anni, ho spedito un CV fuori, ho visto che bene o male con le mie specializzazioni trovo lavoro e quindi non io, mia mamma, perché non si può dire mia mamma e mio fratello, prendiamo la macchina, dato che non si può viaggiare né niente, e andiamo in un paese dove partiamo tra due giorni che ci hanno già contattato e ci danno il lavoro. E saluto l'Italia e tutti, grazie al governo italiano che ci hanno portato alla fame e a tutto. Grazie signori, scusi. Bene, vabbè, sì, in effetti, ecco, quello che dice il signor Antonio da Venezia è proprio questo, cioè alla fine uno si è esasperato e è costretto ad andare a vivere fuori dall'Italia. Avvocato Daminato. Allora, questo è un messaggio che mi fa molto dispiacere, perché è un leitmotiv che lo sento da molte persone, soprattutto dai giovani, che sono sfiduciati in questo paese, sono sfiduciati dalla politica. E allora hanno ragione ad essere sfiduciati dalla politica, perché è sotto gli occhi di tutti che in questo momento la politica ha fallito. Ha fallito sia dal punto di vista quando c'era l'opportunità dell'elezione del Presidente della Repubblica, che per carità nulla contrario a Mattarella, però di fatto si è vista che questi politici non sono riusciti a mettersi d'accordo ad eleggere un nuovo Presidente della Repubblica e hanno praticamente fatto marcia indietro chiedendo a Mattarella di essere rieletto e facendo vivere a noi italiani quella sensazione che è bellissima e descritta, bellissima no, ma è benissimo descritta nel Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, dove tutto debba cambiare affinché nulla cambi. Cioè ci danno l'illusione che qualcosa cambi, ma in realtà resta tutto uguale. E allora, facendo il sunto, visto che stiamo arrivando verso la fine della trasmissione, siamo noi italiani che dobbiamo cambiare e il cambiamento deve partire da noi. In primis, tenendo ben presente il nome di tutti gli onorevoli che sono in Parlamento. Dovremmo stilare la lista con nome e cognome e, come se fossimo a scuola, valutare il loro operato. La maggior parte di loro dovrebbe essere bocciata
e di conseguenza questo dovremo far memoria alle prossime elezioni. Solo così faremo il cambiamento, anche perché in tutta sincerità adesso, onestamente, come fa un elettore del PD rivotare il PD o un elettore della Lega rivotare la Lega o un elettore del 5 Stelle rivotare il Movimento 5 Stelle, oppure lo stesso vale per Forza Italia e per qualunque altro partito presente, quando alla fine della fiera hanno tutte le stesse idee. Cioè, fino a qualche anno fa c'era un dibattito politico, c'era uno scontro politico, ma alla fine qui sembra di assistere a un partito unico che sostiene l'unico premier, l'unica persona che a quanto pare sembra capace di gestire la situazione. E quindi qui... E anche chi sta all'opposizione fa finta di farlo, perché quindi, poi domani vuole rialliarsi di nuovo con quelli che stanno con Draghi. Quindi è tutta una pantomima ormai. C'è il fallimento della politica, cioè è innegabile, perché insomma io tutto pensavo, ma non pensavo di vedere un momento storico in cui la Lega alleata col PD, con i 5 Stelle e con Forza Italia. Sinceramente un governo, per carità, sarà chiamato tecnicamente un governo di larghe intese. Aggiungo ma che secondo me... il Consiglio dei Ministri Draghi propone e questi che hai citato votano. Certo. E non che si possa mascherare, votano il Consiglio dei Ministri, il PDCM. Ragazzi, li votano tutti. E allora il mio monito è questo: dobbiamo essere casomai sfiduciati della politica, ma aver la volontà e la forza di tenere presente di questi momenti critici, affinché alle prossime elezioni, se ci daranno l'opportunità di andare a votare, essere persone intelligenti e con la memoria lunga. Ma non dobbiamo essere sfiduciati dal nostro paese, perché il nostro paese è uno dei paesi più belli del mondo, e non solo a livello climatico. Poi, da Veneto, dobbiamo tenere presente che abbiamo anche una peculiarità. La regione Veneto è così speciale che è l'unica regione, speciale non nel senso di statuto, ma magari speriamo di diventarlo, bene, dal punto di vista climatico è l'unica regione in Europa che ha tutti i climi, dal ghiacciaio al mare, e di conseguenza, insomma, come non si fa a non amare questa nostra terra, che ha questa particolarità unica. Benissimo. Ecco, Avvocato Casarini, facciamo l'ultimo giro di consultazione veloci, mancano pochi minuti. Ecco, abbiamo detto prima, purtroppo chi poi oggi si sta paventando, abbiamo visto le ultime tornate elettorali, la gente non è andata a votare in segno di protesta, però ecco, non rendendosi conto che così non fa altro che del gioco del potere per, diciamo, di quelli che hanno governato finora, non si rendono conto di questa maniera, poi alimentano lo status quo, quindi i partiti poi si coalizzano e continuano a governare. Ma che prospettiva dare agli elettori? Cioè, qual è il vento di cambiamento? Perché qua sono tutti al governo e hanno votato tutti Draghi, come diceva anche Angelo, la Fratelli d'Italia, la Meloni, in un certo senso è stata messa lì all'opposizione per non fare il totalismo. Perché uno doveva comunque però giustamente, come dice Angelo, poi sono lì che la Meloni vuole riappropriarsi di Salvini e Berlusconi per poter vincere le prossime tornate elettorali. Captatio benevolenza. Ma e allora che cosa pensa secondo me? Cosa deve pensare il cittadino quando adesso, fra qualche mese, per esempio adesso già a maggio ci sono delle tornate elettorali a livello locale, però marzo si parla già, è già imminente le prossime politiche. Mi viene in mente, bellissima domanda, una classica domanda con risposta aperta. C'era uno scrittore, Moravia, anni fa, che diceva che curiosamente gli italiani non si sentono mai responsabili dei fallimenti dei governi che hanno votati. Già prendere consapevolezza di questo è un passo avanti, perché se uno capisce le cause del problema ed è consapevole e rimuove la cultura dell'alibi che noi ci portiamo sempre via, sempre di dare la colpa agli altri, ecco, già è un passo. Ora, secondo me non è neanche che l'italiano è andato a votare per protesta, tanti sono andati a votare proprio per menefreghismo, perché già non votare per protesta è un segnale, ok, soprattutto quando si parla di elezioni comunali
dove ci sono i ballottaggi, quindi anche il non voto, non andare a votare, ha una precisa valenza politica, perché poi non tutte le votazioni sono uguali. Anche per esempio sui referendum non vado a votare perché non voglio che raggiunga un quorum. Se dopo andiamo nel dettaglio i dati vanno analizzati. Però non dimentichiamoci per esempio che c'era stata, per esempio al referendum qua nel Veneto, visto che è stato citato, un'altissima affluenza. Anche alle elezioni politiche c'è stata un'altissima affluenza elettorale, quindi non è vero che gli italiani non vadano a votare, ci sono dei momenti in cui vanno e non vanno. Attenzione, l'anno prossimo bisogna che ci stiamo ma tutti sotto, perché nel 2023 già parlano di fare una legge elettorale proporzionale, che di per sé non è il male, il problema è se viene fatta strumentalmente. Gli Stati Uniti non cambiano legge elettorale da più di 200 anni, da quando ha fatto la Costituzione. In Europa quanto cambiano le leggi? Noi siamo l'unico paese al mondo che cambia legge elettorale ogni 4 anni, 6 mesi prima di andare a votare. È già non stai parlando di un paese federale. Sì, ma c'è un motivo, questo è un paese che non c'ha identità, quindi copia le riforme elettorali degli altri sperando di risolvere i suoi problemi copiando le leggi elettorali del mondo. Gli Stati Uniti sono federali, ma la Francia non è federale e non cambia legge elettorale. Noi lo facciamo a 6 mesi dal voto con i sondaggi in mano, ok? La legge ultima l'ha fatta Renzi e ha fatto quel voto di Forza Italia e tutto quanto per rendere impossibile la formazione di qualsiasi maggioranza elettorale, con il risultato che si sono sommate 2 coalizioni che avevano fatto del debito il cavallo di battaglia, quindi non hanno fatto altro che unire i propri debiti e quindi è scoppiato tutto. Altra bomba, e stringo, chi ha votato l'ultimo referendum sul taglio dei parlamentari? Io ero favorevole alle riduzioni dei parlamentari, però qualunque persona dotata di senno diceva che bisognava collegarla a una contestuale riforma della legge elettorale, perché se non fai una legge elettorale coerente, il prossimo Parlamento sarà fatto di parlamentari nominati dall'alto, tenuti al guinzaglio solamente per tirare su e votare quello che ti dice il capobastone. E questo l'abbiamo voluto noi. Che è già così. Se invece di cominciare a studiare la Costituzione su Facebook, cominciassimo a studiare sul serio e a dare fiducia alle persone in gamba, no chi va a fare politica perché non è riuscito a finire un corso di studi o a trovarsi un lavoro serio, sarebbe già tanto. Bene, ottimo. Ecco, allora invece dal PAN lei si è studiato il bonus psicologico, cioè giustamente abbiamo uno Stato che prima ci ammala, prima ci rompe le scatole, prima ci fa sentire una schifezza, come si dice, inadeguati, poi dice aspetta, va, ti do 500 euro di bonus se te lo meriti, però se, insomma, vedo che lei si era portato via quel documento. Angelo Alessandri, una prospettiva, abbiamo solo 30 secondi. Avvocato Casarini diceva giustamente votiamo, però andiamo a votare con consapevolezza. C'è ancora un margine per ricucire lo strappo? No, non credo. Credo che la legge elettorale la faranno in modo che nessun altro si presenti se non i bimbi minchia che ci sono adesso. Esatto. Quindi alla fine, perché ho detto all'inizio e lo dico alla fine, io non mi aspetto il cambiamento da Roma. Sarà un circo, un teatrino che sarà sempre più buffo, sempre più grottesco, sempre più pagliaccio di quanto l'abbiamo visto fino ad oggi, e sembrerebbe impossibile poterlo vedere peggio. Lo vedremo peggio e non mi scandalizza più niente. Io ormai lo prendo come un zero. Io tutte le sere faccio un blog dove mi diverto, li prendo per il culo tutti, perché alla fine di serio non è rimasto più niente alla fine. Dopodiché io voglio anche spezzare una lancia. Prima ho fatto la critica al gran visir di tutti, a Milano direbbero di tutti i tecnocrati, che è Mario Draghi, il quale però va anche ricordato che al netto di tutta questa classe politica inesistente è quello l'unico forse nel mondo che oggi ha della credibilità personale, proprio solo personale, in quel mondo. E prima veniva detto giustamente, per andare a portare a casa questi soldi e pensare di poter gestire la tecnoburocrazia in questo paese, forse è l'uomo giusto, per carità. Non è ciò che piace a me, non è ciò che volevo, non è ciò che mi piacerebbe, però capisco la logica e capisco che con lui, leader europeo, perché la Merkel ormai non c'è più e rimarrà lui il vero leader europeo, qualche infrazione in meno, qualche bonus in più, qualche interesse magari in meno e qualche contributo in più ci arriverà. Tutto sommato, in questa pochezza in cui stiamo vivendo, è il male minore forse. Bene, ecco, un auspicio invece è che le forze politiche devono imparare a prendersi la responsabilità delle proprie azioni, non mettere lo scudo Draghi
per potersi poi difendere, diciamo, vabbè, Posso fare un appello agli elettori? Sì, brevissimo. Allora, a quelli pecore, che però sono tanti, l'avevo fatto qua 2 anni fa da te, quindi la rifaccio volentieri stasera. Le pecore tendono a cercare sempre un pastore, ne hanno bisogno, perché se non hanno un pastore o un gregge non sanno come fare. E ora lo cambiano ogni 2 anni alla ricerca di un pastore diverso. E belando si fidano, lo seguono alla morte. Non scordatevi mai però che alla fine al macello è sempre il pastore che le porta. E ecco, dico alle pecore, non scordate che sono questi pastori di cui avete bisogno che vi porteranno al macello. Ecco, sì, mi ricordo che l'avevi detto anche 2 anni fa. 2 anni fa, esatto, bene, tema ancora quanto mai attuale. Bene, allora siamo in chiusura, ringraziamo l'avvocato Claudio Laminato, opinionista, Angelo Alessandri, ex presidente federale Lega Nord, Roberto Dalpan, coordinatore Belluno Partito delle Venete, l'avvocato Riccardo Casarino, opinionista, e ovviamente la nostra Stefania che ha tenuto i social, e naturalmente tutti gli amici a casa che ci hanno seguito, ci hanno chiamato, nonostante ci siano le partite, quindi abbiamo veramente avuto piacere di sentire, di capire le vostre opinioni. Ovviamente noi continueremo la nostra battaglia nella ricerca del confronto delle idee. Ecco, non a caso questa trasmissione si chiama Idee insieme, idee e persone. Non a caso non riceviamo nessun contributo pubblico, ma siamo completamente autofinanziati, ci possiamo permettere di far sì che le cose vengano espresse così come sono, e a voi la possibilità di valutarle serenamente. Grazie, a mercoledì prossimo. Bene. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica.